Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo a Indianapolis e partiamo subito per la Befere Sachsenring, non voglio storie, pole position e vittoria pretendo. Vai Fei, partiti. Sto concentrato nel primo giro, non mi interessa un cazzo, Marquez parte meglio, come al solito le partite del Cume non sono mai top. Ecco qua, subito internazio puro. Però Marquez sfrutta l'esterno. Attenzione Marquez, neanche sfiorare, no beh Marquez hai rotto la minchia però il bimbo minchia, mi sembra un po' graccilino Mi sembra un po' graccilino il bimbo minchia, cazzi tuoi vecchio non me ne fotte un cazzo, proprio nel vero senso della parola. Purtroppo la prima curva è sempre pericolosa. Io ho fatto la mia traiettoria, sono cazzi tuoi, proprio non me ne sbatte niente. E voglio solo vincere questa gara che sono veramente arrabbiato dopo una gara in Germania veramente orribile. Il passo gara che abbiamo è sicuramente superiore. Anche qua pole position senza troppi problemi. Attenzione, questa curva forse non presa, no, l'ho presa bene. Andiamocene per cortesia, andiamocene. Comunque a tempo nuvoloso in qualifica c'era la pioggia, quindi ragazzi una pioggia come indiana molto strana, perché ho beccato poche volte la pioggia a Indianapolis. Ok, primo giro è andato. Sì, si vede, cioè, visto ragazzi, insomma, Indianapolis è come Catalogna per noi. Un dominio. Madonna, malissimo, malissimo, malissimo. Presa non bene questa qua. Non possiamo sbagliare niente, raga, non possiamo sbagliare niente. Questo livello di difficoltà è un errore, è sicuro che perdiamo la gara. Prima curva ho rischiato tanto comunque, perché questo gioco veramente contato, basta il minimo contato, perché veramente con Marquez non è successo niente, cioè non... La Marquez è un porco, quindi godo. Così ho ridato la schifezza che è successa lo scorso anno. Ce l'ho ancora là sto mondiale, sti stronzi. Maledetti. Spagnoli. Tutto su Coppa da non vincere un cazzo nella loro vita, hanno vinto tutto. Calcio, ciclismo, MotoGP. Boh. Io sinceramente sono molto dubbioso, lo dirò sempre, guarda, non mi ha mai convinto la Spagna. Mai convinto, anche nelle scuole di club, per carità, anche stranieri, però. Ma... sti dopati di merda. Vai, vai, perfetto, perfetto. È un buon vantaggio per il momento. Altro giro completato, ne mancano ancora tanti, però purtroppo ne mancano ancora tanti. Vedrò di finire sta gara, perché nelle gare favorevoli è chiaro che da una parte sono contento perché siamo strafavoriti, ma dall'altra ho paura perché ho tutto da perdere. Per esempio a Sachsenring ho perso proprio una gara che credevo di aver vinto, perché con la pole che ho fatto ho detto fioi, cioè siamo tranquilli, e invece niente da fare. Come è così, le gare proprio strafavorevoli domina. Strano sto gioco, però veramente strano. Queste disparità di gare pazzesche. In verità è vero che io... No, 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 no. In verità è vero che io Mario non esco neanche... Questo gioco l'ho giocato anche tanto, però in intervalli diversi, quindi comunque dopo perdo un po' la mano. Stiamo guidando molto bene, insomma, abbastanza bene quantomeno. Comunque in maniera sufficiente per vincere la gara, ecco. Un po' lungo va bene.
piuttosto di rischiare. Andiamo un po' sull'erba. Ok, un altro giro completato. Lorenzo secondo, Iannone terzo. Buono, buono. Ancora Vizioso e Iannone se le danno di santa ragione. Ancora sorpassi e controsorpassi. Alla grande proprio. Finora l'unica gara veramente negativa è la solita Argentina. Buono, buono, buono. Perfetto, dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Però come non sbagliare, per favore, non sbagliare. Sarà solo con la tensione, veramente ve lo giuro, ragazzi. Cioè, un po' meno tranquillo dopo la gara beffarda in Germania. Buono. Un po' una piccola derapata. Le gomme sono ancora eccellenti. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Forse miglioriamo anche il fastest, sì. Mi sembra di sì. Perché a Indianapolis non ce n'è per nessuno. 3 giri alla fine. Vizioso e Iannone veramente, cioè, si stanno massacrando a vicenda. Classico It's Incredible. Sono proprio curioso di vedere il gioco di Valentino come sarà, cazzo, anche le modalità rossi. Sono proprio curioso. Tanti comunque ho letto che tanti sono un po' incazzati di queste cose, nel senso che avere il gioco comunque marchiato Valentino, anche italiani ce ne sono contro rossi, sinceramente non rimango un po' così perché ok, uno può apprezzare, anche io per esempio amo anche i piloti stranieri, però siamo piloti italiani teoricamente. Ma purtroppo noi italiani ormai non siamo più nazionalisti, forse non lo siamo mai stati, tendiamo a denigrare le nostre città meravigliose, i nostri campioni dello sport, un po' così, insomma, è un po' un classico. Vabbè. Non mi esprimo che è meglio. Riusciamo a vincere solo questa fottutissima gara. È fondamentale. Bella, ma la stiamo guidando bene però, eh. Stiamo guidando da professionisti. Non c'è storia. Ancora giro record di Rossi, mi sto migliorando ogni giro. Possiamo anche un attimo gestire, nel senso cerchiamo di non cappellare. E ancora Dovizioso in questo tratto, cioè è pazzesco. Quando io sono in questo tratto del tracciato, loro si massacrano. 2 secondi e 4 di vantaggio. Buono. Ottimo, ottimo. Beh, ci voleva una gara tranquilla così, sinceramente. Era un po' noiosa magari per voi, però per me no, ragazzi. Per me sono 25 punti fondamentali. Speriamo che vediamo se perdiamo il mondiale per 8, 9, 10 punti, veramente bestemmio. Perfetto. Perfetto, vale. Final lap, signori. Final lap come indiano. E la torsida comincia a esaltarsi nel vedere Valentino così dominatore. Dopo la beffa Sachsenring.
E le gomme le ho tenute, dai. Abbiamo tenute le gomme. Ancora, sempre. Madonna, ma... Pazzesco. Probabilmente loro sono nel rettilineo in quel momento, quindi è per quello che si sorpassano. Non ho altre spiegazioni, onestamente. Perfettus. Quasi finito, ragazzi, quasi finito. Sto arrivo in parata. Questo Cume sta massacrando gli avversari qui a Indianapolis. Dai ragazzi, andiamo a vincere. Poche curve separano Valentino da un successo fondamentale che lo riporta probabilmente in testa al mondiale. Mamma mia, un po' lungo qua, un po' di brivido finale, ma va benissimo. Valentino va a vincere, Vale, va a vincere, Vale c'è e si gode. Buono, grandissima vittoria, dominata dalla prima curva. Dominata dalla prima curva. Marquez arriva ottavo alla fine. Meno 11 da Lorenzo, un giocatore di Madonna mondiale apertissimo, bellissimo, incredibile. Con le immagini del podio, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! La sua gara di oggi è stata semplicemente